Siamo a Roma, a Monte Mario, e questa dietro di me è un'antenna di trasmissione. Antenne come queste in Italia ce ne sono circa 150 e appartengono tutte a una società che si chiama Rai Way. Rai Way è una società controllata da Rai ed è a totale capitale pubblico, ovvero appartiene ai cittadini. Negli anni i cittadini con le loro tasse hanno costruito queste antenne che servono a trasmettere il segnale radiotelevisivo, quindi si configura come un asset davvero strategico per il paese. In questi giorni, come tutti sapete, c'è il decreto IRPEF, il decreto che vuole dare gli 80 euro in busta paga, però hanno bisogno delle coperture e tra le coperture hanno scelto di prelevare 150 milioni di euro proprio dalla Rai. La Rai aveva già presentato il bilancio in consiglio di amministrazione ed era stato approvato. E che cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di svendere, con il consiglio di amministrazione che si è riunito, quote minoritarie proprio di questa società che detiene le antenne, ovvero quote minoritarie di Rai Way. Noi tutti sappiamo che in un paese, quando accade una rivoluzione oppure un golpe, la prima cosa che si va ad occupare sono proprio le antenne di trasmissione e i ponti radio di trasmissione radiotelevisiva, e questo in qualche modo sta avvenendo qui, perché stiamo andando a privatizzare una parte di questa società che ha capitale pubblico. Allora la domanda che tutti quanti ci dobbiamo fare è: chi si potrà comprare queste quote minoritarie di Rai Way? E allora io dico, se le potrà comprare il gruppo Mediaset con Berlusconi, e quindi noi abbiamo scoperto definitivamente l'accordo che hanno fatto Renzi e Berlusconi a Largo nel Nazareno, oppure le potranno comprare Murdoch con un accordo internazionale o Cairo. Questi sono gli attori ed è assurdo svendere le nostre antenne Rai Way, ovvero un bene pubblico, un asset strategico nazionale, alla televisione privata, quando noi 150 milioni di euro li potremmo recuperare con il Rai, per dire, con un progetto da qui a 3 anni, riducendo gli appalti esterni che costano circa oggi 1,4 miliardi all'anno. In 3 anni li riduciamo di 150 milioni di euro a favore delle risorse interne, e abbiamo così già trovato un modo per far risparmiare la Rai. Questo è il punto, non ha senso vendere il nostro asset strategico, e oggi in Parlamento daremo battaglia presentando gli emendamenti soppressivi proprio su questa questione. Mi raccomando di stare attenti, perché si vogliono svendere uno degli ultimi beni pubblici rimasti, così come Telecom, come hanno già fatto con Telecom.